Salve a tutti e ben ritrovati a Di Arte, riprende il nostro appuntamento quotidiano con l'arte, perché di fatto di questo si tratta. Sono ancora in compagnia di Maurizio Monti e stavamo parlando proprio del quadro che abbiamo alle spalle, dal quale Maurizio possiamo partire poi alla fine, se ti va, perché prima di arrivare invece a un discorso più biografico. Nietzsche. No, premetto, un momento, io non è che sia un filosofo, io sono onnivoro, leggo tutto. Leggi di tutto, però è vero che molte cose ti ispirano, molte cose sì, ti danno chiave di interpretazione, cioè, leggo ai tuoi molte quadri. Cose e mi dimentico Esatto. tutto, ovviamente. Come Ovviamente. Però ogni tanto affiora questa cosa e mi colpisce. Il poeta direbbe mi graffia l'anima, di conseguenza devo curarla. E questa qui è proprio da una frase che avevo letto di Nietzsche, le parole esatte penso siano queste qui: se guardi molto dentro l'abisso, l'abisso guarda dentro di te. Qui si possono dare interpretazioni negative o positive. Negative nel senso, non so, se entri troppo nelle cose diventano un'ossessione, diventa una cosa negativa. O positive, se entri nelle cose, le cose ti trasmettono quello di cui sono fatto, di conseguenza arrivi nella profondità delle cose. E mi è uscita questa cosa, non è colpa mia, insomma. Il blu, sono partito da un blu perché il blu, secondo me, io ho un codice semantico, come dicevo io nelle scorse puntate, esatto, ed era una domanda che ti volevo fare poi alla fine, sai, perché tu, allora, alcuni colori, ti blocco un attimo, dico questa cosa e poi continui tu. Alcuni colori ritornano, ecco qui lo vediamo meglio il quadro, alcuni colori ritornano sempre, ritornano spesso nelle tue opere, è vero? Il blu è uno di questi, per esempio, il blu è uno di questi, ma il colore non segue, è strano, è interessante per questo, perché da una parte c'è la verosimiglianza con la natura, no? Perché tutto rispetta le proporzioni, i corpi ben fatti, quasi verosimili appunto, ma oltre ai corpi anche proprio la frutta che abbiamo visto ieri, tutto è molto ben studiato e molto ben dettagliato. I colori però non rispecchiano la realtà, ma sono messi lì seguendo cosa? Era questa la domanda che ti volevo dire, codice semantico? Sì, io penso che ognuno di noi abbia, volontariamente o involontariamente ce l'abbia. Per me il blu rappresenta il mistero, la notte, la cosa che devi cercare, la cosa che ti entra dentro. Sarebbe quasi il colore dell'anima andando verso l'azzurro. E il rosso la passione, vabbè questo è banale però, il rosso è la passione. E qui ho unito le due cose, c'è questa figura che non è neanche, è femminile ma rappresenta quasi un mito, con la luce che viene dall'alto e sta guardando questo punto rosso, questa stranissima cosa che comunque è un labirinto, è la vita, è il labirinto con le sue lacrime, le sue gioie, eccetera. Sta guardando il centro da cui è attratta, qui sta guardando l'abisso. E comunque cerca di proteggersi, perché comunque guardare troppo in profondità le cose, non so fino a che punto ne valga la pena. E il riflesso la colpisce comunque. E questo è tutto da questa frase di Nietzsche. Poi ci sono gli angoli oscuri come in ogni vita. E ritorno al discorso che facevo prima, ogni mio quadro, il secondo o terzo piano di lettura è una metafora. Più profonda. È una metafora della vita. Certo. Sì, qui puoi rimanere bella, stranissima sta cosa, blu, rossa, questa donna bella. C'è un motivo per il quale la donna è in blu e quindi è nell'abisso e non l'hai fatta di rosso come invece il bocciolo del fiore? È perché noi siamo un abisso. Noi siamo una cosa sconosciuta. Il blu per me rappresenta le cose sconosciute. Le donne poi non si conoscono mai, ma a parte questa banalità è proprio noi non ci conosciamo e non sapremo mai com'è la realtà nostra interiore. Possiamo cogliere qualche riflesso e capirlo. E per questo l'ho fatto blu, ho fatto tutto blu. Anche qui, oltre all'iperrealismo, oddio, sì, l'iperrealismo. Non è proprio iperrealismo, esatto, perché non neanche a me piace, hai ragione. Oltre anche qui, una cura facciamo così, cura del dettaglio, verosimiglianza di tutto, proporzione. Sì, proporzione
Ecco, la donna, umano, per esempio, la donna. Lei è posizionata nel numero aureo, come il Partenone, come tante altre cose. Perché se guardi una figura non sei attratta dal centro, sei attratta da una posizione leggermente spostata che è data da una formula Φ greco, eccetera. E qui c'è la proporzione aurea. E questo fa parte del mio tipo di ricerca, capito? E anche qui le proporzioni sono visibili anche nell'analisi del corpo della donna, sì, no? Certo. Tutto rispecchia, tutto è verosimile, ritorno a dire. Ti chiedevo prima, hai solitamente posano delle modelle per te oppure vai di fantasia? No, ho anche delle modelle, compagna, modelle e poi una fantasia abbastanza sviluppata. A volte mi capita anche vedere delle figure dalle riviste, certo. Poi me le gioco, memoria fotografica, fa parte del mestiere. Usi la fotografia invece come supporto alla... A volte sì, a volte faccio delle foto perché sai, tieni una modella lì 4 ore, sì, lo potrei fare per abbassare la cosa, perché alla fine diventa una cosa lunga, insomma, non se ne può più. No, non sono. Sì, bella l'idea della sì, no, però è scomodo, ma poverina, però... ma gli vengono tutti male perché cosa? Non esatto. Vale la pena, gli fai una foto e ti guardi la foto. Sì. Costoso poi. Sì, a parte quello lì. Chiudiamo questa parentesi di gioco. Comunque, la descrizione della tua opera è stata di grande aiuto e peraltro molto, molto interessante. Però adesso vorrei, se me lo permetti, concentrarmi su Maurizio Monti. Esatto, lui, è proprio lui. Su Maurizio Monti, sul tuo vissuto che, come ho già anticipato, è abbastanza tortuoso, il tuo cammino. È quello che non vorresti mai che tuo figlio facesse. Esatto, è quello che... meno male che tuo figlio non è nato nel 68, sai? Meno male. Meno male. Sì, perché, l'ho detto prima, Maurizio è l'esempio di una generazione ancora... l'ultimo lascito forse di quella generazione... I sognatori disillusi. Nel 68. Sì, da un lato una generazione che molti guardano oggi, una generazione che si guarda un po' con, almeno dalla mia parte, che sono invece molto più tarda, con nostalgia, non con nostalgia perché non la conosciamo, però come mito, no? Sì, ormai è stata mitizzata. Però una generazione, Maurizio, abbastanza difficile anche quella, cioè non era solo... Non era solo rose e fiori, sì, no, anche quella... assolutamente, perché non sapevi più, prima del 68 ognuno aveva i suoi ruoli, noi abbiamo cercato di cambiarli, di cambiare i ruoli, di cambiare il mondo, di cambiare la musica, di cambiare l'arte, non ci siamo riusciti, e quello che abbiamo cambiato... Tu pensi che ancora prima di... No, qualche cambiamento l'abbiamo fatto. Tu pensi che in arte, è interessante questo, tu pensi che, torniamo ad un discorso prettamente artistico, tu pensi che come si è evoluta? C'è stato un vero spartiacque tra la neo-avanguardia post-sessantottina e quella prima? Ma sai, si rifacevano ai vari Fontana. O non è cambiato niente? No, sono andati avanti comunque dalla scuola romana, eccetera. Ma i veri cambiamenti per me sono stati gli impressionisti che hanno cambiato le cose. Esatto. E poi dopo la metafisica, il surrealismo. L'avanguardia nasce con loro. Esatto. Poi dopo, sai, parlavamo di arte concettuale, non è che abbia cambiato molto, a parte l'unica cosa che hanno cambiato è che dai primi del secolo, per essere avanguardia, per essere al passo coi tempi, non bisogna parlare di bellezza. Perché se parli di bellezza, facci caso, anche il futurismo, Marinetti, le poesie, cioè, brutte, però era avanguardia. L'arte ha sempre fatto delle cose, poi quel delinquente di Duchamp. È vero, ha stravolto tutto. No, ha rovinato il mondo, lui l'ha fatto per scherzo, guarda, ci scommetterei quello che vuoi, per scherzo, lui ha messo l'orinatoio lì dicendo... Però è vero, perché così che e l'hanno preso sul serio. Ha proprio trasformato l'idea concettuale, il concetto di bellezza in arte, ha proprio... No, la bellezza in arte non sei avanguardia se parli di bellezza, anche adesso poi se parli di bellezza.
e invece sono un sostenitore. È per quello che mi considero all'avanguardia delle avanguardie. E infatti questo ti volevo dire, perché è curiosa questa cosa, perché tu fai parte di una generazione avanguardista, perché di fatto c'è. Fai parte di una generazione che in arte, io rimango sempre al nostro discorso sull'arte perché d'altro non posso parlare, fai parte di una generazione che in arte ha portato cambiamenti, ha stravolto, fai parte di una generazione che in arte ha proposto nuovi codici, ha proposto nuove tecniche, ha proposto nuovi coinvolgimenti, ha proposto... ha messo da parte il pennello e tu sai a cosa ha fatto riferimento. E tu ne sei esponente, però ti rifai... Ho fatto il contrario, perché hai fatto un cammino... Malevich ha rovinato anche lì le cose eliminando i colori, facendo solo il nero, eccetera. Poi è arrivato Fontana, le cose ambientali, insomma Fontana, Burri, eccetera. Ambientale, hanno eliminato la superficie. Cos'è rimasto? Dopo hanno fatto le varie installazioni, dopo hanno fatto i vari rimedi, e io, siccome mi considero all'avanguardia, no scherzo. No, è vero questa Sono rimasto uno dei pochi ad operare il pennello, il disegno sulla tela, la tela, quelle cose. Di conseguenza, visto che saremo in 4 o 5 a fare questo lavoro. È vera questa cosa, perché ormai quello che è... tra virgolette c'è anche un blocco, ma più che altro forse in Italia, non so se è una situazione legata al territorio italiano. Il 70% delle opere vendute sono figurative, te lo dico subito. Hai visto? Ma perché? Perché Maurizio? Interessante questa cosa. Perché in realtà l'Italia, il territorio italiano, lo sappiamo, lo ridiciamo sempre ogni volta che si parla di cultura, di arte. L'Italia è il paese dell'arte, sì, lo riconosciamo tutti noi per primi che siamo italiani, però è come se si fosse un po' fermato. Poi le avanguardie, gli avanzamenti, no, sono sempre avvenuti fuori, sono sempre avvenuti all'estero. Sì. E anche questa volta qui l'avanguardia è ferma all'avanguardia. Ferma all'avanguardia che conosciamo, l'avanguardia è ferma agli anni della mia avanguardia. Ma agli anni 50, 60, perché non è stato più inventato niente di nuovo. All'estero invece c'è un altro proseguimento della ricerca, che in questo senso può essere ritornata ai pennelli. Sai, o fai come le installazioni, o se no la body art, fai quelle cose lì, o se no, come ti ripeto, ho viaggiato abbastanza, il 70% delle opere vendute in America, lo so per certo perché ho parlato con dei galleristi, ho lavorato con loro, sono figurative, di pittori che magari noi non conosciamo, là in America vanno a milioni di dollari, perché là il mercato americano, là i mercanti si fanno intendere, l'arte chi se la può permettere la paga. Noi qui invece, visto che ne abbiamo troppi, probabilmente è per quello, no, ma è proprio per me, noi nasciamo avendo visto il Davide di Michelangelo, è nel nostro background avere questo tipo di cultura. Per loro vedono una chiesa di Imola, gli sembra di vedere chissà che cosa, capito? Di conseguenza hanno proprio una visione diversa delle cose loro. E il figurativo ti dico che sta ritornando. Noi ovviamente essendo una colonia americana fra 30 anni probabilmente ci ritorneremo anche noi. Io non ho fretta, insomma, se riesco a sopravvivere va bene così. Insomma. Ma poi è possibile anche che sia anche per una necessità, visto che loro, visto che qui la bellezza ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, ma non è patriottismo, è semplicemente la verità. È la realtà. È la cosa che hai detto tu, grandi chiese, grandi monumenti, grandi architetture, Brunelleschi, cioè abbiamo il 70-80% dell'arte mondiale, capisci? Ce l'abbiamo qui. Quindi la bellezza artistica è qualcosa con cui facciamo i conti anche andando a fare la spesa, per dirti. Forse il fatto che all'estero la ricerca artistica sia sempre un pelino più avanti, è legata, può essere, te lo chiedo a te, può essere che sia legata a una necessità di bellezza, a una esigenza di adorare la bellezza? Per me sì, ha un'azione, come dicono i colti, salvifica, perché ti aiuta a sopportare la realtà e alle cose complicate che ci sono. Sai, la bellezza come primo impatto è molto più semplice, perché ti dà serenità, la capisci, o almeno credi di capirla.
Invece ti metti lì con un Pollock davanti, se sei un po' agitato la mattina, capito? Ti rovina la giornata. No, scherzo, io lo butto sempre sul leggero perché poi la vita non è così complicata. Siamo noi che ce la rendiamo complicata. Bene, Maurizio, io devo chiudere anche per oggi. È stato bello, dovevo chiederti un sacco di cose, non ti ho chiesto niente di quello Esatto, non ti ho chiesto niente di quello che dovevo chiederti, ma la prossima volta, mi raccomando, Maurizio Monti, un personaggio da conoscere assolutamente. Ciao a tutti.